Allora sono già in campo le formazioni di Akragas e Città della Cava. L'Akragas in maglia azzurra presenta questa formazione: Casella, Russo, Piazza, Borrelli, Morgana Semprevivo, Biondo, Indelicato, Marasco, Bernardo, Guastella. Il Città della Cava in tenuta bianca, al momento alla sinistra dei vostri teleschermi, presenta in porta Adinolfi, Amendola, Lordi Calabrese, Manzi, Marrandino, Balsamo, Rosario De Rosa, Lupico, Trapani e Claudio De Rosa. Il cameraman Marco Lamendola sta inquadrando i tifosi dell'Akragas arrivati, alcuni stanotte, altri questa mattina in pullman, in auto, 8-9 ore di viaggio per rimanere accanto al gigante bianco-azzurro, sognare la promozione in Serie D. L'Akragas che attaccherà da destra verso sinistra. Attenzione Bernardo, chance importante per l'Akragas, subito al primo minuto il cross in aria, Marasco non riesce di testa a colpire il pallone, poi allontana la difesa di casa con Marrandino. La palla è per il Città della Cava, attenzione al contropiede dei padroni di casa. Va con Claudio De Rosa, un 1 contro 1 con Piazza, arriva a rimorchio il numero 8 De Rosa, palo clamoroso del Città della Cava. Calabrese. Attenzione all'attacco della formazione di casa con il numero 7 Balsamo, Casella salva l'Akragas. Il fischio di De Remigis. Attenzione, Casella si rifugia in calcio d'angolo, protagonista il portiere dell'Akragas. Angolo per Guastella sul secondo palo, Adinolfi in due tempi con qualche brivido fa su il pallone, rimessa con le mani ancora per l'Akragas. Si fanno sentire i tifosi bianco-azzurri di Agrigento. Rimessa con le mani ancora per l'Akragas. Attenzione Borrelli, il cross sul secondo palo per Marasco. Adinolfi c'è. Piazza recupera Borrelli, il duello con Trapani, alla meglio il numero 10 della Città della Cava, riparte il numero 7 Balsamo. Attenzione Claudio De Rosa contro Mario Russo, ancora De Rosa che mette giù il pallone, poi Balsamo, il tacco per De Rosa, il cross in aria e la quasi autorete di Morgana. Rischia tantissimo l'Akragas. Russo la butta in avanti, esce Adinolfi, poi l'anticipo della difesa in maglia bianca, si salva il Città della Cava e riparte in contropiede. Attenzione a Balsamo, il cambio gioco, attenzione, esce Casella, Valanca con i piedi, riesce a salvare tutto, strepitosa uscita di Super Gino Casella, poi sbaglia Borrelli. Nunzio, l'Akragas rischia tanto nelle ripartenze del Città della Cava. Sì, sono due squadre che segnano tanto, vediamo anche dai numeri, mentre Lupico è il gol. Il gol del Città della Cava. Rosario De Rosa. Rosario De Rosa porta in vantaggio il Città della Cava. E qui ha dormito la difesa dell'Akragas. Beh, l'abbiamo detto prima, mi sembrano entrambe le squadre molto più brave ad attaccare che a difendere. Casella aveva fatto un'altra parata, credo migliore in campo, però troppo svagata la linea difensiva, e questo credo che sia uno dei primi correttivi che Montalbano dovrà chiaramente fare. È difficile farlo direttamente dal campo, probabilmente sarà utile negli spogliatoi tirare le fila, però è chiaro che è una squadra che vuole cercare di arrivare a una gara di ritorno con un risultato favorevole, non può concedere tanto, prima o poi il gol sarebbe arrivato, era questa la sensazione. Dopo 21 minuti di partita, Città della Cava 1, Akragas 0, gol di Rosario De Rosa. Possiamo dire è la nona partita, playoff compresi, in cui il Città della Cava segna. In realtà anche la formazione di Montalbano segna tanto, anche fuori casa segna 10 partite compresi i playoff. Prova a ripartire l'Akragas con Mario Russo. Lancio lungo per Biondo, attenzione, poi Marasco, la porta è quasi vuota, Marasco non riesce a giocare subito il pallone, ma rimane in attacco l'Akragas. 23esimo minuto, attenzione, Vincenzino Indelicato, la conclusione, palla fuori di pochissimo, l'Akragas vicino al pari. Nunzio. Quando funzionano bene le catene esterne
è chiaro che va in difficoltà il Città della Cava. Quando si muovono difensore, in questo caso a destra, centrocampista, esterno e punta che va a fare il triangolo in quella zona del campo, è chiaro che si ritrovano in 3 contro 2 e qui si sono mossi molto bene. Montalbano li ha preparati bene in fase offensiva, una squadra che è piacevole da vedere dalla cintola in su. Bernardo supera un avversario, Bernardo prova a fare tutto da solo, attenzione, 26esimo minuto, Bernardo per Marasco, tiro, rete! Marasco, 1-1, esplode la curva nord, occupata dai tifosi bianco-azzurri, Gennaro Marasco segna sempre lui. Beh, è evidente che quella è la maniera per cercare di trovare il gol, ancora una volta sull'esterno, ancora una volta con le difese che si fanno trovare impreparate rispetto agli attaccanti. Qui è stato bravo a pescare Marasco non in fuorigioco, proprio sul filo dell'offside. Marasco ha qualità per mettere il pallone dove vuole, credo che in questa azione si vede tutta la potenzialità della squadra di Montalbano. Che giocatore Gennaro Marasco, decisivo nei playoff per la formazione di Vincenzo Montalbano. È una bellissima partita dopo 27 minuti, 1-1 tra Città della Cava e Akragas, finale di andata dei playoff nazionali per il salto in Serie D. 29esimo del primo tempo, 1-1 tra Città della Cava e Akragas. Prepara la barriera il portiere Adinolfi. Piazza e Guastella, fischia l'arbitro. Parte Guastella, ancora un tiro alto sopra la traversa. Attenzione alla Città della Cava, Lordi, la conclusione, Casella, c'è. Secondo tempo qualche cosa potrebbe cambiare, io credo magari anche qualche uomo in più lì in mezzo al centrocampo e con una punta in meno, però bisogna capire anche come si arriverà al secondo tempo. Bernardo c'è anche una grande corsa. Qui con mestiere, qui con mestiere. Fallo forse era netto. Però in questo caso a segnalarlo doveva essere il collaboratore di linea, non l'arbitro. Ben piazzato. Si continua a giocare. Attacca il Città della Cava, attenzione, fuori gioco di Claudio De Rosa. Ora Guastella che cambia gioco, arriva Morgana che è una prateria dinanzi a sé, avanza il giovane Morgana, il cross in aria per Bernardo, la palla è ancora lì, Guastella fischia l'arbitro e finisce qui il primo tempo, 1-1 al riposo, i gol di Rosario De Rosa e Gennaro Marasco, Nunzio Siani. Bella partita se teniamo conto che si gioca di 13 giugno, ampiamente finita la stagione regolare, sotto questo sole una posta in palio importante, due squadre come abbiamo detto all'inizio senza tatticismi perché hanno giocato fin dall'avvio pronti via per vincere, il pareggio tutto sommato ci sta. Bernardo con il tacco per Marasco, continua l'Akragas ad attaccare. Morgana libero a destra, il cross basso per Gennaro Marasco che prova la finezza, poi Guastella la conclusione, il portiere Adinolfi attento, fa suo il pallone, prova a ripartire in contropiede la squadra di casa. Trapani, il cambio gioco per Lordi contro Biondo, poi Claudio De Rosa, attenzione, avanza il numero 11, poi Lordi, chance importante per il Città della Cava, palla sul fondo, poi Morgana che arriva prima sul pallone ma sbaglia tutto, riparte la squadra del Città della Cava, Russo contro Claudio De Rosa, se ne va il numero 11 De Rosa, il passaggio a rimorchio, attenzione, Balsamo la conclusione, palla sul fondo, Città della Cava vicino al 2-1. Biondo per Stefano Piazza, attacca a sinistra l'Akragas, arriva Lupico e soffia il pallone a Piazza, poi perde il pallone il numero 9, ancora Stefano Piazza, va sul fondo, Piazza il capitano, cross basso, Bernardo, quasi gol dell'Akragas, l'ho vista dentro, Nunzio. Sì, tutto è nato da un errore per la verità anche involontario, inciampato sul pallone Lupico che aveva fatto bene la diagonale fino in difesa, poi ha perso palla e si è inserito Piazza, è stato abile a trovare l'assist per il compagno che l'ha deviato troppo d'esterno, ma d'altronde era l'unico modo per cercare di indirizzarla verso la porta. Dopo 9 minuti di gioco 1-1 tra Città della Cava e Akragas, Akragas vicina al vantaggio con Bernardo, primo cambio della partita, fuori Borrelli, dentro Carmelo Ciscardi.
Ci avviciniamo al 10° minuto della ripresa, punizione per il Città della Cava, Claudio De Rosa contro Biondo, se ne va sull'out di sinistra il numero 11, il cross invitante sul secondo palo, attenzione, rigore per il Città della Cava, il fallo di Marco sempre vivo sull'Ordi. La maglia un po' si è allargata, ora non vorrei dire che è rigore netto, ma certamente la maglia si è allargata. Rigore dunque per il Città della Cava all'11° della ripresa. Claudio De Rosa, fratello di Dino De Rosa, contro il pararigori dell'Acregas Gino Casella. Attenzione, il destro di Claudio De Rosa, tiro, rete, ha segnato il Città della Cava con Claudio De Rosa. C'era timore qui in tribuna, nessuno lo diceva, perché De Rosa ha sbagliato un po' di calci di rigore, tra l'altro ha sbagliato anche in semifinale a Montecorvino il rigore del possibile 0-2 e ha sbagliato anche quello a Cerignola durante la lotteria finale, ha segnato quello importante di oggi. Attenzione, Guastella perde il pallone ma arriva a Piazza, è pronto al cross, poi servito Ciscardi in zona tiro, Ciscardi, la conclusione, Adinolfi c'è. È il quinto calcio d'angolo della partita per il Città della Cava. Attenzione, De Rosa per il numero 6 Marrandino, Claudio De Rosa prova a fare tutto da solo, De Rosa, palla fuori di un niente. Palla adesso per il Città della Cava che perde però il pallone, lo riperde anche Stefano Piazza e allora sempre vivo per l'Acregas che vuole Guastella. Passaggio al centro per Marasco, Guastella recupera il pallone, il cross in aria per Marasco di testa, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Gennaro Marasco sempre in agguato, pronto a far male al Città della Cava. Credo che abbia perso la percezione di dove fosse, perché lì doveva spizzarla verso la porta, invece è andato dritto per dritto. Non era neanche semplice, perché non si aspettava magari il mancato intervento di Manzi. Marasco, bene per Guastella, passaggio in profondità, Adinolfi mette tutti d'accordo. Sono 23 i minuti della ripresa, attenzione, Marasco, spalle la porta, Marasco prova a fare tutto da solo, poi indelicato, bene per Biondo, l'apertura a sinistra per Guastella che mette giù il pallone, Guastella ancora, tiro di Guastella, Adinolfi salva il Città della Cava, altra chance per l'Acregas con Guastella che guadagna calcio d'angolo. Poi il neoentrato Vitagliano, servito il numero 6 Marrandino. Ora c'è una frattura a centrocampo, però sono 4 contro 4. Trapani per il numero 15 Vitagliano, Casella si rifugia in calcio d'angolo. Ha calciato proprio Vitagliano, che ha anche questa qualità, è uno che tira molto dal limite e trova la porta spesso, ma Casella ancora una volta si è dimostrato molto abile. Attenzione, va in contropiedi la Città della Cava con Vitagliano. Lupico per Piccirillo in zona tiro contro Russo, Piccirillo si accentra, passaggio al centro, attenzione alla Città della Cava, arriva Marrandino, Claudio De Rosa contro Guastella, vuole il fondo il numero 11, De Rosa, cross a rimorchio, la palla è ancora lì, si salva l'Acregas. Mischioni, due mischioni con i giocatori di casa che non sono riusciti a trovare però la conclusione. Le squadre cominciano a sentire il peso dei minuti. Terzo e ultimo cambio tra poco per l'Acregas, sta per entrare Gerry Russello, ma attacca ancora il Città della Cava con il numero 3 Lordi, fermato, rimessa per l'Acregas. Sta per entrare Gerry Russello, se ne va Gennaro Marasco. Direi mossa conservativa, ma d'altronde Montalbano ha capito che non può sprecare in quest'ultima parte della partita. Siamo giunti oramai al 31esimo, rischiare di compromettere un risultato che il 2-1 lascia in bilico, ma certamente è recuperabilissimo. Subire un altro gol significherebbe dover chiedere uno sforzo domenica superiore e quindi entra Russello che si va a posizionare a sinistra e quindi sposterà Piazza più avanti praticamente. 4-3-3 per l'Acregas. Attenzione intanto al Città della Cava, Lupico fermato da Russello che salva tutto, il neoentrato sempre vivo, ferma fallosamente un avversario, lascia proseguire l'arbitro per il vantaggio
Claudio De Rosa che torna a sinistra, il duello con Morgana già munito, De Rosa, la conclusione, traversa piena di Claudio De Rosa, che giocatore. Trapani attacca ancora la squadra di casa, rischia tantissimo l'Acragas. Amendola, sono adesso 2 legni colpiti da Città della Cava, ma va in contropiede l'Acragas. Attenzione, Stefano Piazza, il cambio gioco per Guastella, 2 contro 2, attenzione, Guastella punta Lordi, si accentra Guastella, ancora Guastella fermato dalla attenta difesa del Città della Cava, altro contropiede, non c'è un attimo di pausa e allora va Piccirillo, Trapani, Claudio De Rosa contro Morgana, ancora Claudio De Rosa, chiede e ottiene il triangolo con Piccirillo, la conclusione di Vitagliano, palla fuori. Sono 35 minuti della ripresa, ci prova ancora l'Acragas, sotto di una rete, Morgana, il cross invitante, Adinolfi, c'è. Ciscardi per Guastella, sale Morgana a destra, Guastella si accentra, poi vuole Vincenzina indelicato per Biondo, attenzione, Biondo per Sant'Angelo, Piazza in zona tiro, Piazza, tiro, palo clamoroso dell'Acragas con Adinolfi battuto, altra chance per i biancoazzurri, attenzione, Ciscardi non riesce a servire un compagno di squadra, la partita rimane ancora apertissima, l'Acragas c'è, non rinuncia ad attaccare, fischia il pubblico, Ciscardi, Biondo per indelicato, si accentra, fermato senza fallo. Vogliamo dire che bella partita, dove ancora si lotta quando siamo a 7-8 minuti dalla fine del match, dopo aver speso tanto. Una bellissima finale di andata tra 2 ottime formazioni, gran calcio allo stadio Simonetta Lamberti. Sì, nonostante, ripeto, anzi in questa fase sai, proprio perché le squadre sono stanche lasciano più spazi, quindi può succedere di tutto in questi ultimi minuti. Guastella, 37esimo della ripresa, Morgana si ferma, ha battuto, fischia l'arbitro su segnalazione del guardaline. E sarà un finale incandescente. Attenzione alla Città della Cava, Claudio De Rosa, palla sul fondo, ancora un brivido per l'Acragas. Sì, perché Claudio De Rosa non ce la fa più, nel senso che sta limitando gli scatti, cioè sta fermo e aspetta l'errore dell'avversario, quindi rimane molto spesso dietro la linea dei difensori. Attenzione, lancio millimetrico di Ciscardi per Russello, poi Biondo, Guastella, rete, Giuseppe Guastella, 2-2. Ed è quello che dicevamo, cioè è un momento della partita in cui può succedere di tutto, perché questi palloni passano da una parte all'altra, dall'altro lato poteva segnare la squadra di casa, ha pareggiato Guastella che ci ha messo un bel piattone sotto la traversa. Curva nord, andiamo sui tifosi dell'Acragas che fanno festa, Marco Lamendola che li inquadra in questo momento, eccoli lì i tifosi dell'Acragas, a 6 minuti dalla fine l'Acragas agguanta il 2-2 con Giuseppe Guastella. Gli eroici tifosi dell'Acragas. E adesso prova il tutto per tutto il Città della Cava per riportarsi in vantaggio. Una partita davvero straordinaria. Attenzione alla conclusione di Vitagliano, palla sul fondo. L'Acragas è in attacco, Guastella inquadrato da Marco Lamendola, lascia il compito della battuta al giovane Morgana che salterà la finale contro il Città della Cava perché ammonito. Nella gara di ritorno diffidato, dunque per lui niente partita, Piazza, la conclusione, palla fuori di un niente, Acragas vicina al colpaccio. Si continua a giocare, 95esimo, siamo un minuto oltre il recupero concesso dall'arbitro. Sant'Angelo recupera il pallone, supera un avversario, ancora Sant'Angelo, servito Biondo, contropiede Acragas, Biondo contro Trapani, si accentra il numero 7 dell'Acragas, poi non riesce a servire Sant'Angelo, ai crampi anche Biondo e finisce qui la partita, 2-2 al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni nella finale di andata per la promozione in Serie D tra Città della Cava e Acragas. Vi ricordo i gol nel primo tempo, Rosario De Rosa, il pari di Gennaro Marasco, nella ripresa rigore di Claudio De Rosa e poi il gol di Guastella nel finale.
L'Akragas parte con un 51%. Diciamo da sogno. Abbiamo lavorato tantissimo e questo bisogna sempre dirlo perché sembra scontato, la squadra era forte ma c'è stato un lavoro veramente intenso dietro, lunghissimo, di 10 mesi, quindi riuscire a centrare questo obiettivo è stato il massimo. Qual è stato il momento più difficile della stagione, seppur siete stati una squadra molto continua? Guarda, magari è stato difficile a gennaio, un periodo un po' complicato, ma anche quando ci siamo qualificati già matematicamente per il primo posto. Lì abbiamo mollato un po', magari mentalmente, ma sapevamo che la squadra c'era, un ottimo allenatore, un'ottima società, meglio di così non poteva andare. Albano resta anche il prossimo anno? Guarda, io ti dico solo che il contratto ce l'ho per l'anno prossimo, dipende da tante cose, regole, under, over, io mi sono trovato molto bene qui. Che sapore ha per lei personalmente questa vittoria nell'ambito sportivo? Ma io l'ho anche detto oggi su Facebook, questo non è un momento per le aziende molto felice. Come Moncada abbiamo fatto dei licenziamenti, come Italcementi qua vicino a noi stanno chiudendo, ovviamente non sto gioendo come dovrei gioire, però questa città ha bisogno di non solo di lavoro ma anche di altre cose positive, ed è quello su cui in genere noi lavoriamo e lo sport è uno di questi. Lavoriamo sui ragazzini, diamo un esempio ai ragazzini ed è questo che dobbiamo continuare a fare. È ancora presto per parlarne, però il prossimo anno i tifosi della Fortitudo si divertiranno, ci saranno meno sofferenze? Ritengo di sì, ritengo di sì. Bisogna vedere come giocheranno loro, noi dobbiamo fare la nostra partita come sempre, non sappiamo aspettare, non dobbiamo temporeggiare, la squadra sta bene fisicamente, fino al 95esimo ha corso, si è visto e quindi da questo punto di vista sono abbastanza tranquilli, noi dobbiamo fare la partita e niente, ce la giocheremo ad armi pari fino al 90esimo, poi dopo i 90 minuti vedremo quello che succede. Abbiamo fatto tutto noi, la partita l'abbiamo fatto noi, sia nel bene che nel male, abbiamo fatto un autogol, abbiamo sbagliato un rigore, abbiamo avuto almeno 10 occasioni da gol. Qui c'è una partita che dovrebbe essere finita 3-4-0 per noi, però purtroppo il calcio è questo e ci può anche stare. Avete visto tutta la partita, con quale determinazione la squadra è andata in campo, ha giocato dal primo all'ultimo momento, non si può rimproverare nulla a questi giocatori, a questi ragazzi che hanno dato l'anima. Io li ringrazio veramente di cuore a nome di tutta la società e ringrazio veramente di cuore anche il pubblico che veramente è stato il 12° uomo in campo, dal primo all'ultimo momento ci hanno sostenuto e per fortuna che è arrivato il pareggio, perché questo pubblico e questa città si merita che l'Akragas si vada avanti,